Il nuovo mister del Savoia, Vincenzo Feola, cerchiamo un po' di parlare soprattutto della tattica. Ha detto non sono un allenatore fissato con i moduli, però sarà più 4-2-3-1 o 4-2-4. Dipenderà un pochino dalla situazione del momento, dai giocatori. Ecco, io non mi fossilizzo molto su questi numeri, perché poi i numeri trovano il tempo che trovano, lasciano il tempo che trovano. A me piace molto, ecco, essere molto offensivi, lavorare in positivo e pensare positivo. Ripeto, due pareggi sono 2 punti, una vittoria e una sconfitta sono 3 punti. La mentalità deve essere quella sempre di puntare al massimo risultato e giocare sempre per vincere. È ovvio, avendo giocatori di quello spessore lì davanti, bisogna sfruttare questo potenziale offensivo che non è da tutti. A proposito di attacco e di potenziale offensivo, Feola aspetta l'arrivo di Maffeucci. No, aspetto l'arrivo di un altro attaccante perché nei programmi c'è la presenza di un altro attaccante, perciò il direttore Simonetti sta valutando tutte le situazioni, sta scandagliando un po' il mercato e lui sa il giocatore che dobbiamo pigliare e le caratteristiche che deve avere, perciò io ho piena fiducia nel direttore. Sono arrivati molti under, ne arriveranno ancora tanti. In quali ruoli crede che sia più idoneo, insomma, schierare questi giovani? Io parto dal presupposto che il giovane dove è forte allora lo faccio giocare, perché il giovane deve avere la tranquillità e la fiducia da parte di tutti. Io ho detto che dobbiamo cercare il giovane forte, poi il ruolo lo deciderà il campo, però ripeto deve essere un giovane di spessore, di valore perché Torre Annunziata non è facile, bisogna trovare soprattutto ragazzi che siano abituati un pochino a queste tensioni, a queste pressioni, perciò stiamo cercando giovani importanti. Ha fatto qualche nome di un giocatore che voleva lei assolutamente al testimone? Questa è la domanda che ho fatto anche a lui me l'ha un po' diciamo rimbalzata. No, 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 il discorso è che noi stiamo lavorando insieme proprio per cercare di mettere su una squadra importante, una squadra che lotterà per il vertice fino alla fine, perciò a volte noi siamo andati su qualche giocatore, poi per qualche problema o per un altro, però avevamo un'alternativa importante, questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie a voi.